Stadio di Monigo tutto esaurito per la seconda partita in casa del Benetton che ha battuto i sudafricani dell'Emirates Lions 15-10, una gara combattuta e con il fiato sospeso fino all'ultimo che ha entusiasmato il pubblico sugli spalti. 2 mete a 1 al bilancio finale con Treviso che parte bene e va a segno dopo 5 minuti con l'All Black Fekitoa, servito da Lorenzo Cannone, autore di un ottimo affondo. All'intervallo il Benetton conduce 7-3. Nella ripresa, dopo un calcio di Umaga, arriva la meta sudafricana che riapre la partita. A 20 minuti dalla fine, infatti, il punteggio è 10-10. Il Benetton però torna a costruire gioco e a 10 minuti dalla fine ancora Fekitoa protagonista che libera Mendy per la seconda meta biancoverde. Sul 15-10 il Benetton è bravo a difendersi dall'assalto finale della squadra di Johannesburg e a conquistare altri 4 punti in classifica. Prossimo appuntamento sabato 11 novembre ancora al Monigo e ancora contro una squadra sudafricana, gli Stormers di Città del Capo.